Amici sportivi, amici dei Galletti, buon pomeriggio, bentrovati dal campo Mulino Becciu di Cagliari, dove proprio in questo istante hanno fatto il loro ingresso in campo Sant'Elena Quartu e US Tempio per dare vita alla quarta giornata del campionato di eccellenza. In questo momento ha preso avvio la sfida tra Sant'Elena e Tempio. Tante le frecce nell'arco del tecnico, in avanti anche Virdis quest'oggi con Igiene che attende il suo turno in panchina. Attenzione, cade Serra in aria e dunque può andare alla conclusione. C'è il gol del Sant'Elena, è andato a terra il giocatore del Tempio, è andato a segno con un diagonale. Riesce ancora a mantenere il controllo del Tempio con De Murtas che vede l'inserimento di Sanna, il pallone al volo di Sanna, c'è la respinta di Fortuna. Rotaru sulla destra, Rotaru va ancora a cercare l'1-2, azione adesso tutta sulla sinistra, entra in area il giocatore del Sant'Elena e prova la conclusione. De Murtas che tenta ancora l'imbucata in avanti a cercare ancora Duzza, poi il tentativo al volo di Donati, il pallone rimane lì, ancora Virdis che prova la conclusione, c'è la respinta di Fortuna. Palla al centro, c'è il colpo di testa, attenzione di Alessio Virdis. Quinto minuto della ripresa. Attenzione adesso però Sant'Elena in avanti con Floris, c'è la parata di Truddaius sul tentativo di Floris. I mezzi che provengono dalla panchina, secondo me deve cambiare qualche cosa, utilizzando sicuramente le risorse che ci sono sulla panchina. Attenzione però, azione del Tempio, pericolosissima, pericolosissima. Sul campo del Sant'Elena. Adesso va Bulla a dialogare con Virdis, Virdis per Igiene, palla dentro per Bulla, Bulla! E c'è la parata di Fortuna, solo davanti al portiere Giovanni Bulla. Va Aiana e colpisce il palo esterno. Marco Aiana con questo calcio di punizione. Rocuzzo, De Murtas, Virdis, niente, non c'è fallo. Perde palla Virdis, allora lancio lungo a cercare Luca Floris che anticipa Gallo, attenzione, ma c'è un rigore per il Sant'Elena, il fallo di Gallo su Floris. Va Floris, il gol del Sant'Elena per il 2-0. 2-0 del Sant'Elena con Floris. Allora Rocuzzo che va a servire Arca, può crossare Arca, il pallone è basso, va alla conclusione, termina fuori però. Conclusione di Virdis che dice che non c'è neanche l'angolo. Ci sarà il cambio per il Sant'Elena, fuori Azzei. C'è un rosso, attenzione. Bene, poi ha provato Aiana, ancora a Tempio con Rocuzzo, non si riesce proprio a tirare in porta, però prova Rocuzzo ancora con un cross, colpo di testa, c'è il gol di Aiana, c'è il gol di Aiana per l'1-2, abbiamo detto, c'è adesso la possibilità di trovare questo pareggio con il Sant'Elena in 10 minuti che mancano alla fine. Mette la palla dentro, Arca può andare a provare a saltare, Sabino non ci riesce, però recupera il pallone all'indietro per De Murtas che ancora mette dentro questo pallone, c'è il colpo di testa, no, c'è il fuorigioco, però c'era il gol del Tempio, ma c'è stata la segnalazione dell'assistente, nulla da fare, è arrivato il gol del pari, ma su questo colpo di testa bisogna giocare ancora. È finita. Il Sant'Elena conquista i 3 punti vincendo 2-1 sul Tempio in questa quarta giornata del campionato di eccellenza.